Dinoxil, il primo davanzale isolante in acciaio inox verniciato. Il nome racconta già un po' quelle che sono le sue caratteristiche. Stiamo parlando infatti di un davanzale che è realizzato in acciaio inox, nello specifico un acciaio inox AISI 304 dello spessore di 15 decimi, 1,5 millimetri, accoppiato con un materiale isolante di serie. Abbiamo un XPS dello spessore di 20 mm. Il tutto può essere completato con una finitura a base di una verniciatura opaca liscia oppure opaca semiruvida. Queste caratteristiche conferiscono al prodotto tutta una serie poi di vantaggi che ritroviamo nell'utilizzarlo. Inizialmente il fatto di utilizzare un materiale come l'acciaio inox ci permette di avere un prodotto estremamente durevole, quindi un davanzale con una maggiore resistenza rispetto magari all'utilizzo di un davanzale in pietra. Sicuramente il fatto che il davanzale di inox è isolante risolve poi il problema del ponte termico, quindi il vantaggio di non avere all'interno della casa poi problemi di muffe e condense. Il fatto che sia acciaio inox rispetto a un materiale magari come l'alluminio conferisce appunto una maggiore resistenza, la possibilità di utilizzare e creare dei davanzali anche di grandi dimensioni senza avere problema delle deformazioni. Un'estetica superiore dovuta al fatto che il davanzale è completamente saldato e rifinito a mano su tutti gli angoli. Il davanzale presenta già un gocciolatoio integrato. Inoltre il fatto, appunto, dicevamo un attimo fa, che viene fornito già anche completo di isolante, mi permette di creare un'efficienza energetica dell'abitazione e aumentare quello che è il comfort poi dell'abitazione. Dove viene utilizzato Dinoxil? Dinoxil appunto è un prodotto che nasce per la riqualificazione energetica, ma può essere utilizzato anche nelle nuove costruzioni, soprattutto in quelle più tecnologiche e moderne. Partiamo dall'utilizzo nelle riqualificazioni energetiche. Durante una riqualificazione energetica c'è appunto l'esigenza, nel momento in cui alla parete esistente viene applicato un cappotto e poi di conseguenza magari sostituito anche il serramento, è quello di andare a ricreare la condizione di congiunzione appunto tra il davanzale e il nuovo cappotto e l'infisso. Perché utilizzare Dinoxil? Innanzitutto ho la possibilità di avere un intervento che in poco spazio, a partire da 2 centimetri di spessore, mi permette, senza opere murarie, quindi anche in caso di interventi non invasivi in cui le case rimangono abitate, senza creare demolizioni, appoggio il nuovo Dinoxil direttamente sulla pietra esistente prima di installare il nuovo serramento. Questo mi permette di dare continuità all'isolamento esterno del cappotto fino ad arrivare alla giunzione col serramento. Sappiamo che questo tipo di intervento è la parte un po' più delicata, perché nel nodo davanzale serramento andiamo a creare tutte le barriere necessarie, sia per impedire l'infiltrazione di acqua, di aria e di rumore. Quindi l'importanza di curare questo nodo con soddisfando tutti i requisiti ci permette di creare poi un lavoro a regola d'arte. Nelle situazioni invece delle nuove costruzioni abbiamo la possibilità di andare a sostituire il vecchio davanzale in pietra direttamente con il Dinoxil isolato. In questo caso lo spessore consigliato sono almeno 30 mm di spessore dell'isolante, con un enorme vantaggio in questo caso anche in termini di movimentazione di peso all'interno del cantiere. Consideriamo che un davanzale in acciaio inox rispetto a un davanzale in pietra pesa fino a 10 volte di meno, per cui anche nella movimentazione degli operai vado a ottimizzare quelli che sono i tempi e anche lo sforzo fisico nell'applicazione.
avendo comunque un prodotto che per le sue caratteristiche estetiche va poi a valorizzare quello che è il foro finestra, permettendomi di avere anche una continuità cromatica con quello che è il serramento. Immaginiamo infatti le nuove costruzioni in cui generalmente il serramento esterno presenta sempre una finitura poi in alluminio verniciato di colori particolari anche su base metallica, posso creare lo stesso effetto sul davanzale o addirittura sull'imbotte che va a riquadrare l'intero serramento, creando sicuramente un aspetto poi estetico molto apprezzato. Quindi, dopo aver parlato di quelle che sono le caratteristiche e i vantaggi nell'utilizzare Dinoxil sia nelle riqualificazioni energetiche che nelle nuove costruzioni, poniamo ora l'attenzione su quella che è l'estetica. L'altro fattore proprio che va a contraddistinguere Dinoxil rispetto a magari altri prodotti che si trovano nel mercato è quello sicuramente di abbinare all'efficienza energetica quello che è l'estetica e la bellezza di un elemento, il davanzale, che purtroppo molto spesso viene sottovalutato sia dal punto di vista tecnico che estetico, e invece è proprio per storia un elemento che va a valorizzare in tutte le facciate degli edifici, anche quelli più importanti, l'insieme armonioso poi del contrasto tra quella che è la parete cieca e le parti appunto vetrate. Per quanto riguarda l'estetica, il fatto di utilizzare un materiale come l'acciaio ci dà la possibilità di avere una lavorazione veramente che può essere fino a un livello artigianale, per cui può essere personalizzato in tutte quelle che sono le diverse dimensioni e profondità. Ricordiamo che tutti gli angoli, tutti gli elementi sono saldati e poi rifiniti a mano per creare proprio un oggetto che alla fine è paragonabile a un mobile. E partendo dal semplice davanzale fino ad arrivare a ricreare la cornice intera del foro finestra. Addirittura all'interno di questa cornice possono essere poi già integrati quelli che sono i diversi vari elementi di schermatura, per cui ricavare e nascondere un sistema a frangisole piuttosto che una tenda filtrante o oscurante, incassare e nascondere la zanzariera, il tutto poi abbinato con la finitura e le colorazioni del serramento oppure con dei colori a contrasto per creare dei giochi poi cromatici sulla parete. Quindi, ricapitolando, stiamo parlando di un davanzale che, partendo dalla soluzione del problema del ponte termico, quindi andando proprio a isolare e garantire il massimo comfort e benessere all'interno dell'abitazione, diventa anche un elemento, diciamo, chiamiamolo di arredo a completamento per esaltare quella che è l'estetica del foro finestra. Ovviamente il prodotto nasce per un utilizzo esterno, ma lo stesso viene apprezzato anche nel caso di un utilizzo interno, quindi come alternativa a un davanzale interno magari in legno. Perché? Perché presenta sempre i vantaggi che vedevamo prima di un materiale come l'acciaio inox che non ha problemi a essere utilizzato magari in ambienti umidi come i bagni o come le cucine, e preserva sicuramente diciamo una sua durata e una sua resistenza magari agli urti anche accidentali nel caso dei davanzali interni. Per cui sicuramente un elemento che va ad arricchire e completare quello che è il foro finestra.